Ben ritrovati. Nell'isola della scorsa settimana ho parlato dei tanti privilegi che il governo Monti non ha scalfito, non ha voluto scalfire, mentre stava calpestando i diritti di quei cittadini che, come ho già detto altre volte, non hanno santi in paradiso. Il paese è ormai diviso in caste che si tengono stretti i loro privilegi. Questa sera voglio parlarne di una, quella militare. Queste notizie le ho ricavate da un'inchiesta pubblicata da Repubblica. Avviso per chi ha uno stomaco ulceroso di astenersi da seguire questa isola perché l'argomento potrebbe peggiorare il suo quadro clinico. Attualmente le nostre forze armate contano 425 generali per 178.000 uomini. Per fare un paragone, gli Stati Uniti, con l'esercito più potente del mondo, ha 900 generali che comandano 1.408.000 uomini. Noi abbiamo un generale ogni 418 militari, mentre gli USA ne hanno uno ogni 1564, per cui l'Italia batte USA 4-1. Per farla breve, siamo al paradosso che ci sono più comandanti che comandati. Infatti gli ufficiali e i sottufficiali sono 94.000, mentre la truppa è formata da 84.000 unità. E poi gli stipendi degli alti papaveri militari. Ad esempio il generale capo di Stato Maggiore e i tre capo di Stato Maggiore dell'esercito, delle aeronautiche e della marina incassano uno stipendio di oltre 480.000 euro l'anno. L'emolumento del comandante del generale dei carabinieri Galitelli è di 462.000 euro sempre all'anno, mentre il segretario generale della difesa De Bortolis ne riceve 451. Sono tutti stipendi che superano abbondantemente la cifra di 294.000 euro che incassa il primo presidente della Cassazione, indicato nel decreto Salva Italia come tetto per gli stipendi dei dipendenti pubblici. Naturalmente questi generali si spostano con l'auto di servizio e relativo autista, e a questo proposito è giusto ricordare che l'anno scorso l'ex ministro della difesa La Russa ha acquistato per questi alti ufficiali 19 Maserati blindate ad un costo di circa 150.000 euro cada una. Quando poi questi signori si congedano, ricevono una liquidazione che sfiora il 1.000.000 di euro e una pensione di 15.000 euro netti al mese. Poi abbiamo i cappellani militari. Questi preti sono inquadrati come ufficiali e svolgono la loro attività pastorale nelle caserme. L'ordinario militare, il loro comandante, è equiparato ad un generale di brigata, mentre il suo vice, il cancelliere e l'economo, sono tenenti colonnello. I cappellani e i loro capi costano annualmente 10 milioni di euro, più altri 7 per pagare i loro pensionati che mediamente percepiscono una pensione di 43.000 euro l'anno. L'attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, riceve una pensione un po' inferiore ai 4.000 euro mensili dal Ministero della Difesa per essere stato ordinario militare dal 2003 al 2006 e a 63 anni, con appena 3 anni di contributi, ha ottenuto questa pensione. Ma c'è un altro privilegio che ha resistito ai tagli di Monti: è la prassi di promuovere il grado superiore ai graduati prima del congedo, ovviamente seguito da un aumento dello stipendio che farà poi lievitare anche la loro pensione. Da questi pochi fatti si comprende che nelle nostre forze armate resistono privilegi che sono fuori da ogni senso logico. Certamente l'attuale ministro della difesa, l'ammiraglio Di Paola, non mi pare l'uomo adatto per dare una sforbiciata a questi privilegi che io trovo scandalosi. Di Paola è un uomo di primissimo piano di questa casta militare e sicuramente non ha nessuna voglia di cambiare la situazione attuale. Ma c'è anche un altro particolare che mi fa davvero incazzare, scusate il termine, se è possibile ancora di più. Quando il ministro Fornero ha fatto quella riforma delle pensioni che conosciamo, il ministro Di Paola ha dichiarato che i tagli al bilancio e la riforma pensionistica erano necessari, dimenticandosi di dire, povero smemorato, che lui incassa una pensione di 314.000 euro annuo all'ordo e che ora naturalmente somma all'indennità di ministro. Quando sentiamo lodare il ministro Monti, il governo Monti, per il lavoro fin qui svolto, non dimentichiamoci questi fatti, e quelli che vi ho esposto sono solo una minima parte. Monti e il suo governo avevano la possibilità di tagliare questi insopportabili privilegi, ma non lo ha fatto. Ha fatto invece pesare il risanamento della finanza pubblica, se di risanamento si tratta, a quel 90% di popolazione che possiede il 50% della ricchezza italiana, lasciando intatto quel 10% di privilegiati, di boiardi di Stato e quella razza padrona che possiede il restante 50% della ricchezza nazionale. E allora diamoci
Una svegliata prima che sia troppo tardi, o forse purtroppo lo è già. Arrivederci a mercoledì prossimo.